Buongiorno, ben svegliati, benvenuti a 7 in punto. Questa mattina parliamo di terra, di suolo, di quel pianeta dove noi viviamo o sopravviviamo. Questo vedremo e cercheremo di capirlo con l'ospite di questa prima parte di 7 in punto. È qui con noi Pietro Zangheri, presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto. Buongiorno e benvenuto. Fresco di nomina? Sì. Fresco di nomina, allora, entriamo nel merito dell'Ordine dei Geologi del Veneto, ma anche dell'Ordine dei Geologi nazionale. Anche lì c'è stata una ridefinizione di quelle che sono gli organigramma? Sì, c'è stato anche a livello nazionale un completo rinnovo di quello che è l'organigramma direttivo dei geologi a livello nazionale. È un dato che forse a noi, ai telespettatori, interessa marginalmente. Lei, che si trova alla presidenza dell'Ordine dei Geologi del Veneto, ovviamente ha presenti quali sono le principali istanze di questo territorio. Noi ricordiamo in maniera eclatante, perché l'abbiamo vissuta tutti sulla pelle, l'alluvione del 2010. Si parla sempre di consumo del suolo, dissesto idrogeologico. Vogliamo insomma sapere da lei a che punto è il malato, qual è lo stato di salute, cosa si è fatto, ci dica. Sì, forse il tema su cui sono più noti i geologi è proprio quello legato a aspetti anche meno piacevoli, legati al rischio sismico, al rischio idrogeologico e così via. Effettivamente il termine malato forse per il nostro territorio è anche corretto, perché negli anni si è fatto molto poco per limitare questo problema. In questi giorni a livello regionale si discute molto di consumo di suolo, si discute anche a livello nazionale, ci sono state varie proposte di legge che dicono ma mettiamo fine al consumo di suolo, vietiamo per così dire per legge che si consumi altro suolo agricolo. Ecco, quello che in realtà noi proponiamo, ma in realtà non solo noi come geologi, perché con un coordinamento di altre 18 entità che vanno da altri ordini professionali a cose anche molto diverse come Legambiente e l'Associazione Nazionale Costruttori, è quello che diverse nel senso che sono gli antipodi, sì, interessi e obiettivi. Sì. Abbiamo fatto una proposta proprio legata alle proposte di legge che giravano in questi periodi sul consumo di suolo. Qual è la ricetta secondo noi? Cioè, possiamo dire mettiamo un limite al consumo di suolo e quindi andiamo anche a mettere un'altra logica su cui gestiamo il territorio legata al dissesto idrogeologico, al rischio sismico e così via, solo se parallelamente andiamo a rigenerare quello che esiste, quindi dai siti perché mi scusi se la interrompo, quando si parla di consumo di suolo immediatamente si pensa a non costruire più, però effettivamente al di là di non costruire più, perché di fatto non credo ci sia neanche più spazio, ma andrebbe demolito molto, ma non che voglia demolire le costruzioni invendute, ma tanti capannoni, tante realtà che sono inutilizzate, alle volte anche fatiscenti, e insistono su ambiti inadeguati, le famose gli edifici nelle casse di colmata, eccetera, eccetera. Quindi è in questo senso che va la vostra proposta? Sì, la proposta va proprio anche in questo senso. Per esempio, per le aree cosiddette già classificate a rischio geologico, idraulico e così via, che poi esistono anche cartografie ufficiali su questo, si propone lo spostamento, chiaramente perché questo sia realizzabile, perché probabilmente a parole siamo tutti d'accordo. No, è difficile anche abbattere un rudere, quindi esatto, immagino sì, come si possa prendere un'abitazione magari che è stata costruita in luoghi inidonei, non è che si può abbattere, c'è tutto un percorso, però va in questa direzione. C'è un percorso che in realtà poi in altri paesi, in altre regioni è già stato applicato, che poi lega la possibilità di demolire e ricostruire in altre zone con incentivi che non necessariamente sono economici, ma
possono essere per esempio sui volumi che si vanno a battere e poi si vanno a ricostruire con un termine tecnico che si chiama credito edilizio, e che quindi incentivano di fatto lo spostamento delle aree. La stessa cosa si potrebbe applicare ai siti contaminati. Nel Veneto ce ne sono tantissimi, non c'è solo Porto Marghera che forse tutti conoscono. Oggi intervenire su un sito contaminato ovviamente costa molto di più che intervenire su un'area agricola. Lei ha parlato di Porto Marghera, ha messo un po' il dito su una ferita che non so se sia aperta o meno. Il fatto che Porto Marghera sia un'area così vasta da bonificare e il fatto che necessiti di bonifiche estremamente profonde, ad un geologo chiedo, al di là di quello che poi si decide, dibatte la politica, perché dipende, in periodi illuminati ma molto idealistici si voleva fare una bonifica che oggi è assolutamente improponibile da un punto di vista economico. Oggi c'è magari il rischio, dovendo riconvertire quell'area, di fare una bonifica superficiale. Cioè si può bonificare Porto Marghera, e il fatto che l'area sia così vasta, contaminata, facilita un'operazione che magari è più difficile decontaminare aree suddivise, sparse in regione, che è un'area che è un blocco unico, non so, chiedo. Sì, è poi stato il mio lavoro per moltissimi anni, quindi proprio a Porto Marghera. Chiaramente il tema è molto complesso, però anche su un'area profondamente inquinata come quella di Marghera, che poi non è totalmente inquinata, in realtà l'area fondamentalmente inquinata è quella dove c'era il petrolchimico, dove c'era la chimica del dopoguerra. In realtà è possibile intervenire anche su quello. Quello che è mancato in questi anni in realtà è stato un disegno strategico su tutta l'area, che quindi permettesse di attirare investimenti importanti, però con anche da un'altra parte ritorni anche economici importanti su un'area che comunque si ritrova in una posizione strategica rispetto alla portualità, rispetto all'infrastrutturazione poi nella pianura e così via. Quindi in realtà con obiettivi chiari di bonifica e un disegno che guardi un orizzonte che non sia quello annuale, pluriennale, che purtroppo è quello che si guarda spesso, ma che abbia un orizzonte lungo, la bonifica sarebbe fattibile e anche conveniente da un punto di vista economico. Che bonifica va fatta? Cioè cosa c'è in quel terreno, come si asporta, e la bonifica significa che non è più contaminato poi dopo un certo processo? Voglio entrare proprio nel merito di come si ricicla a Porto Marghera. La bonifica, anche nella visione della normativa che ha solo una decina di anni in Italia sulla bonifica, si focalizza che si annulli il rischio, quindi non presuppone che un'area diventi incontaminata, senza nessuna traccia e così via, che era un obiettivo di vecchie norme, ma bello sulla carta, ma di fatto irrealizzabile. La normativa attuale focalizza proprio sul concetto del rischio quindi per l'ambiente e del rischio per la salute umana. Un terreno contaminato, che rischio dà all'ambiente? Penso alla popolazione che vive intorno al petrolchimico, cioè dalla terra che cosa, perché magari l'inquinamento in atmosfera è più comprensibile, no? Perché l'aria si sposta e le particelle, invece la contaminazione del terreno che cosa implica? La contaminazione del terreno implica rischi che forse sono un po' meno sotto gli occhi della persona. Mi sembra più pericolosi? Comune. Può essere anche più pericoloso. Ce li elenca, sì, che così... Poi dipende molto da che tipologia di sostanza ci troviamo. Nel caso di Marghera abbiamo contaminazioni da metalli, abbiamo contaminazione da solventi clorurati, da idrocarburi, insomma, quindi legati al processo di trasformazione appunto petrolchimica. Su questi elementi in realtà oggi ci sono anche metodologie non per azzerarli, ma per ridurli in modo molto consistente, che vanno da metodi di ossidazione all'utilizzo di batteri che degradano questi inquinanti e così via. La zeolite?
La zeolite è l'utilizzo di un minerale che praticamente ha un grossissimo potere di assorbire l'inquinante, quindi in realtà non va a degradare l'inquinante, però permette di ingabbiarlo e quindi di evitare che si muova. Questi processi sono rapidi, oppure bisogna aspettare perché la bonifica avvenga di un terreno? Secondo lei parlava di batteri piuttosto che di altre tecniche, ci vogliono degli anni, cioè, quali sono i tempi? I tempi di una bonifica purtroppo spesso sono lunghi, cioè non è un normale cantiere di edilizia, in qualche mese o al massimo in qualche anno si fa Perché il prendi lavoro. la terra, la butti via, la ricambi. Ecco, difatti purtroppo in Veneto si è visto spesso la bonifica fatta così, tolto il terreno inquinato, spostato in un altro posto, quindi una discarica, quindi bonifica per modo di dire, e messo del terreno pulito. Ci sono tecniche più intelligenti, diciamo, anche perché non vanno a spostare il problema, ma vanno a risolverlo in situ. Queste hanno tempi lunghi e quindi proprio per questo dovrebbe essere inserito in un disegno di riutilizzo di un'area che abbia degli obiettivi, quindi anche della sostenibilità economica su tempi... Tempi lunghi cosa? 10 anni? No, possono essere anche tempi, dipende molto da caso a caso, No, può ma essere mediamente... qualche mese, può essere alcuni anni, diciamo che il tempo di una bonifica di solito sono alcuni anni, quello sì. E vivere vicino ad un terreno che è contaminato, se uno, immagino che se ci vada a coltivare l'insalata non vada bene, ma se il terreno rimane lì, non viene mosso, non ci fai non ci costruisci qualcosa, eccetera, dal terreno emergono delle particelle che uno può respirare, si contamina, cosa può succedere? Quello è uno dei casi che può succedere, diciamo che non è uno dei rischi più comuni all'inquinamento del sottosuolo. Possono esserci inquinanti come i solventi che danno anche vapori che possono essere nocivi per la salute. Il rischio legato all'inquinamento nel sottosuolo è più spesso però legato al fatto che si può inquinare una falda acquifera, magari che può essere utilizzata a scopo idropotabile, comunque che ci siano dei percorsi attraverso i quali l'inquinante nel terreno può giungere all'ambiente, all'uomo e quindi dare problemi alla salute, per esempio tramite la catena alimentare, perché assorbiti da... Ma queste sostanze che ci sono in un terreno da bonificare si mantengono circoscritte nell'area del terreno, oppure anche quando è stato contaminato la contaminazione necessariamente non ha un perimetro circoscritto laddove c'era l'azienda, ma inevitabilmente queste sostanze scivolano nel terreno e in qualche modo hanno contaminato anche le aree non industriali, non lo so, attigue, residenziali? Purtroppo l'inquinamento nel sottosuolo in certi casi, in molti casi anche, va a inquinare anche delle aree circostanti anche molto vaste. Non è magari il caso di Porto Marghera dove le falde sono quasi ferme, quindi l'inquinante che è nel sottosuolo si muove con tempi estremamente lunghi. Abbiamo dei casi però nell'alta pianura, che poi è la zona dove ci sono anche tutti i pozzi degli acquedotti e quindi dove c'è la risorsa idrica che noi beviamo quotidianamente, dove inquinamenti partiti da insediamenti industriali artigianali si sono propagati poi nella falda per chilometri e chilometri, quindi andando a interessare aree molto distanti dalla sorgente di contaminazione. Quindi noi pensiamo che un'area, no? E quindi torniamo al discorso di prima, Porto Marghera, una concentrazione di inquinanti in una determinata area, uno dice beh, un posto più inquinato di quello non esiste. In realtà ci sono maggiori rischi laddove ci sono contaminazioni più a spot, è quello che... Può essere, nel senso, aree come Porto Marghera sono effettivamente molto inquinate, l'inquinamento è rimasto localizzato fondamentalmente in quell'area. Inquinamenti magari più piccoli, come quelli che sono legati ai solventi clorurati, che sono come la trielina che si usava nel lavasecco una volta anche in casa, hanno appunto invece
causato una non potabilità delle acque in aree molto vaste, quindi anche da insediamenti industriali molto dimensionalmente piccoli. Qual è il vostro apporto, al di là di lavorare per delle norme, lei prima appunto stava anche dicendo questo del consumo di suolo, spingere perché non solo non si costruisca più, ma perché in qualche modo si riconverta laddove il suolo è stato deturpato e lo si possa dare all'uso agricolo, che credo che sia poi, no, dare respiro alla terra. Ecco, qual è il vostro contributo e in quali direzioni state lavorando per evitare che questo pianeta venga cementificato totalmente, inquinato? Insomma, i vostri studi servono a cosa? Sì, beh, magari in campi un po' meno noti ci sono appunto studi, attività, anche proprio lavoro professionale che va a dare un contributo a questi problemi di cui sentiamo discutere anche in questi giorni, innalzamento della temperatura. Stiamo discutendo a Parigi, hanno discusso a Parigi, hanno trovato una specie di accordo su mantenersi nell'aumento della temperatura di 1,5 gradi. Anche là il surriscaldamento del pianeta, come incide poi nella salute del nostro pianeta? Il surriscaldamento del pianeta incide poi a catena su un'altra tutta serie di fattori che sono appunto dal rischio idrogeologico legato a tempi di ritorno sempre più brevi degli eventi meteorici estremi, quindi poi le alluvioni, conseguenti frane e così via. E, diciamo che per quel che riguarda la geologia, ovviamente non è solo un problema di geologia, si sta facendo parecchio, per esempio, per spingere sull'utilizzo di risorse che non aumentino la temperatura, quindi che non incrementino il livello di CO2. Uno di questi è l'utilizzo delle risorse geotermiche. In Italia in realtà su questo si è fatto pochissimo, perché si pensa sempre all'arderello, cioè a risorse geotermiche particolarmente rilevanti, però un piccolo contributo potrebbe venire dall'utilizzo di quella che tecnicamente si chiama geotermia a bassa entalpia, cioè geotermia che utilizza temperature molto limitate. Parliamo anche semplicemente della temperatura del terreno. Adesso sempre più spesso anche per abitazioni o piccoli insediamenti si utilizzano sistemi di scambio termico in cui il riscaldamento di una casa o il raffrescamento di una casa viene effettuato utilizzando un sistema di scambio termico con il sottosuolo. Come avviene questo scambio termico con il sottosuolo? Consiste nel realizzare delle perforazioni a 50, 100, 200 metri, dipende un po' dalle condizioni geologiche che ci sono nelle varie aree, inserire dei tubi praticamente dove circola un fluido che si porta in equilibrio con Ma questo la fluido temperatura. di che cosa fa? È acqua e certe volte è semplicemente normalissima acqua potabile, in certi casi è acqua addizionata di glicole, che è l'antigelo che usiamo su tante cose. Ed è un prodotto naturale questo glicole? Il glicole viene utilizzato, almeno certi glicoli vengono utilizzati anche nell'industria alimentare, quindi utilizzando quel tipo di glicole abbiamo un qualcosa che ha impatto ambientale zero, un termine sempre. Quindi attraverso un sistema di fori e controfori che poi era il sistema di riscaldamento e di raffrescamento delle antiche case. Sì, diciamo che è un'evoluzione di certi sistemi che si usavano in paesi particolarmente caldi come i paesi arabi del Mediterraneo e così via. È in realtà un sistema che scambia la temperatura, in questo caso viene incrementato da delle macchine, da delle pompe di calore che... Sono inquinanti? Beh, le pompe di calore vanno a corrente elettrica, dipende come abbiamo prodotto la corrente elettrica, se dal petrolio o dall'energia solare. Torniamo tra un paio di minuti con il presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto, tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio con noi questa mattina Pietro Zangheri, presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto. Stavamo un po' cercando di capire qual è lo stato di salute del nostro terreno, abbiamo parlato di bonifiche, dello sfruttare la geotermia
E quali altre indicazioni? Innanzitutto una domanda molto secca, il pianeta da un punto di vista della Terra come sta? Sta bene, sta male? E soprattutto l'Italia, il Veneto, perché poi quando si parla di geologia si parla anche di montagne che cadono, frane. Allora, il dissesto idrogeologico abbiamo capito che è una ferita aperta nel nostro paese, ma si sta facendo, cioè, qual è la temperatura della febbre? Cioè, siamo sfebbrati oppure siamo ancora in soglia pericolosa? Il tema del dissesto idrogeologico effettivamente è sempre un tema grave. Io spesso cito un numero semplicissimo. Prendendo solo i soldi spesi per interventi di emergenza in Italia, dati ufficiali, ci viene una media di 1 milione di euro al giorno, quindi una cifra paurosa. Quindi non è neanche un problema di soldi, è un problema di come gestiamo il territorio e di come spendiamo anche i soldi. In realtà proprio anche istituzionalmente, come ordine, noi ci siamo posti come cambiare un attimo direzione, perché dopo ogni alluvione me o qualche altro collega viene interrogato, viene intervistato e si chiede ma cosa si può fare, qual è lo stato? Sappiamo tutti che lo stato del territorio è la febbre alta, insomma, diciamo, capito, con la però sua... magari una tachipirina sì. o una pastiglia che la abbassi può essere... C'è un piano strutturale, dal 2010 si sono fatti degli interventi, parlo dopo l'alluvione che ha colpito il Veneto, l'ha devastato, si sono fatti degli interventi, ma c'è anche un piano strutturale che purtroppo necessita di parecchi soldi tutti in una volta. Ma qual è l'inversione di rotta che voi potete sollecitare? Perché se lei dice 1 milione al giorno in caso di emergenza, facendo un po' di piano strategico magari si riesce ad evitare qualche emergenza. Lo si sta facendo o no? Lo si sta facendo, vediamo qualche segnale positivo, anche a livello nazionale l'iniziativa Italia Sicura ha portato a partire effettivamente vari progetti che se non altro vanno a rimediare alcune situazioni particolarmente gravi, da quelle di Genova, ma anche alcune proprio qua nel Veneto. Noi stiamo anche facendo un'azione proprio di sensibilizzazione, magari non è proprio la cosa che uno si aspetta che farebbe un ordine professionale, ma proprio chiedendoci perché non si riesce a cambiare rotta in questo paese su questi temi, abbiamo deciso di puntare anche proprio su questo aspetto della conoscenza, della sensibilizzazione, questo in particolare sul tema della protezione civile. Abbiamo un gruppo di geologi che proprio si occupano di protezione civile, quindi nel mondo del volontariato, che fanno formazione con le scuole e così via. E in settembre in tutta Italia i geologi hanno organizzato una giornata di sensibilizzazione sui gerischi, andando proprio in piazza spiegando. E funziona? Diciamo che la percezione che spesso dal comune cittadino, ma purtroppo anche all'amministratore, non si renda conto della gravità di queste tematiche e come alla fine, andando a spendere meglio i soldi, invece di spendere 1 milione al giorno per emergenza, andando a spendere per qualcos'altro, i problemi potrebbero essere progressivamente Ma che tipo risolti. di pressione voi potete fare presso le istituzioni? Perché in fin dei conti siete gli esperti, no? Perché poi la politica, le istituzioni, chi fa le leggi dovrebbe anche confrontarsi con chi ne capisce di opere per la messa in sicurezza. Che tipo di pressing state facendo per ottenere dei risultati? Innanzitutto la prima azione che andrebbe fatta. Ma il pressing in realtà viene fatto un po' a livello proprio normativo, regolamentare, e devo dire che in questi ultimi tempi gli enti hanno maggiore attenzione su questo. Il fatto stesso che anche in Regione Veneto si discuta di una legge di consumo del suolo che lo leghi a risolvere il problema del dissesto idrogeologico e del riutilizzo delle aree è un segnale indubbiamente di cambio. C'è stato un segnale della natura nel 2010 che è stato potente, perché effettivamente prima anche vedevamo qualche immagine di quell'alluvione e forse non è stata colta la portata. È brutto da dirsi perché c'è stata una sola vittima, ma
nostra regione è stata facilitata da quell'evento, quindi necessariamente per scongiurare il ripetersi di un fenomeno del genere, al di là di una pioggia intensa, però la pioggia intensa e le conseguenze che ha avuto, credo che fosse doveroso correre ai ripari. Sì, nel 2010 forse ci si è resi conto qui in Veneto che non solo c'era un problema di tutto quello che comporta un'alluvione, o come poi è successo col terremoto, di quello nel Polesine e in Emilia, di quello che può comportare un terremoto, ci si è resi conto che se non si mette in sicurezza il territorio è l'economia stessa del territorio che rischia di franare, utilizzando un termine geologico. No, prego. Che diventa proprio un disincentivo agli investimenti economici, soprattutto agli investimenti economici importanti che possono venire da aziende e così via, che investire su un territorio a rischio mette a rischio anche l'investimento stesso. Parlando di rischi, il terremoto non si può prevenire, non si può... Come si convive con il terremoto? Il fatto che ci sia una fragilità geologica facilita le scosse sismiche, oppure sono movimenti della terra che prescindono da quello che noi facciamo in superficie? Ha detto bene come si fa a convivere con il terremoto, perché che il Veneto sia sismico, tutto sismico, poi ci saranno le zone tipo dell'Alpago dove ci sono appunto situazioni di rischio maggiori, ma in realtà la pianura stessa storicamente ha avuto terremoti. Perché ha un'origine alluvionale? I terremoti del Veneto sono legati proprio alla struttura geologica, a delle faglie che hanno creato le montagne che si spostano. La deriva dei continenti. Quello che si studiava a scuola, quello è il meccanismo. Quindi può capitare che un giorno le due faglie si incontrino e hai uno scossone, sì. Meglio non essere a cavallo tra i due incontri. Quindi è proprio questione di convivere con il terremoto, e questo vuol dire da una parte conoscere il territorio. Anche nel Veneto adesso, come ormai in tutta Italia, direi anche in tutta Europa, si fa microzonazione sismica, quindi si va a vedere le singole porzioni di territorio proprio a scala comunale come rispondono a un sisma, quindi per capire prima come il territorio, cioè il terreno proprio andrà a rispondere al sisma. Poi c'è tutta una questione legata alla definizione delle caratteristiche del terreno quando si va a costruire un fabbricato e la conseguente progettazione del fabbricato in base a quelli che sono i parametri anche sismici del terreno. Qual è l'errore più grossolano che si fa quando si fa riferimento alla Terra? Quello di non rendersi conto che sotto la crosta terrestre c'è una vita infinita, in continuo movimento, e forse voi ce lo ricordate, questo, che non abbiamo l'idea che appunto sotto anche lo strato di cemento oppure di terreno ci sono chilometri e chilometri di mistero per noi. Sì, effettivamente, salvo forse i geologi e poco altro, quello che non si vede non lo si considera anche. Quindi in realtà anche tutti i problemi di inquinamento del sottosuolo, ma anche quello sismico, cioè sono legati proprio anche a un aspetto culturale che, non vedendosi finché non si manifestano i problemi, questi problemi spesso vengono appunto sottovalutati non solo dal comune cittadino ma dai tecnici stessi. Vi sentite impotenti, relegati così al ruolo di studiosi che vengono contattati solo nel momento in cui crolla un pezzo di montagna, si apre una voragine, c'è un'alluvione, c'è un terremoto? Beh, proprio il lavoro che abbiamo fatto anche proprio come istituzione, come ordine in questi anni, e credo che progressivamente questo però stia anche avvenendo, è quello di anche far capire che la figura del geologo non è quella che viene chiamata nel momento del problema, ma dovrebbe essere una figura legata fondamentalmente alla prevenzione. In Parlamento c'è anche una norma proposta di legge, ci sono moltissime proposte di legge, tra le quali ce n'è anche una che propone di istituire il geologo di zona, cioè che i comuni o consorzi di comuni, dato che nel Veneto molti comuni sono piccolissimi, abbiano un loro geologo che si occupi di prevenzione, che quindi conosca specificatamente quel territorio e
sia una figura legata alla prevenzione, non al rimedio post evento. Lei ha un sorriso amaro perché ci sono le leggi, ma la vede lontana come praticabilità e applicabilità a questa proposta? Dalle leggi poi bisogna passare all'applicazione. In realtà anche le norme che riguardavano la sicurezza sismica e così via, la sicurezza delle costruzioni, il fatto che in fase preventiva alle costruzioni ci sia una relazione geologica e vada a definire le condizioni del sottosuolo, in realtà in Italia esistono da moltissimi anni. E qui si commenta da sé. Sì. Un'ultima domanda, è troppo tardi per salvare il pianeta? No, io non sono pessimista, forse anche per natura, l'importante è avere coscienza della dimensione dei problemi e ognuno nella sua specificità dare il suo contributo. Io ringrazio Pietro Zangheri, Presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto, torniamo subito dopo la pubblicità, un altro argomento, un altro ospite, grazie.